Studenti? Sì. Tutti palermitani? No. Marsalesi. Chi? Marsalesi. Ma che mi dici? Marsalesi! Ah, dov'è la redazione di Strano Amore Siciliano? Lo conoscete voi? Sì. Perfetta. Come ti chiami tu? Chiara. E tu? Pamela. E tu? Letizia. E tu? Federica. E tu? Catiuscia. E tu? Vincenza. Tu? Maria Luisa. Tu? Stefania. Cristina. Manuela. Federica. Federica. Che scuola andate? Magistrale. Magistrale, complimenti. Quindi musicale. Ah. Quindi siete musicisti, tutti musicisti. Strano Amore Siciliano ve lo vedete? Sì. Vi piace? Sì. Oggi siamo qui per fare una bella riconciliazione. Sì, e siccome abbiamo un paio di ore di tempo, e allora sono in giro per fare delle interviste. Vi piace Palermo? Bella Palermo. Sì. Molto movimentata. Va bene ragazzi, un saluto per Strano Amore Siciliano, lo fate? Sì. Ciao. Ciao. Sei di Palermo? Sì. Ascoltami, ma tu no che sei palermitano? No. Non sei palermitano? No. Dove sei? Io dal Bangladesh. Ah, da Bangladesh. E praticamente lavori qui e abiti qui a Palermo? Sì, sì, sì. Sei contento della città? Sì, certo. Ti piace Palermo? Sì, io da 10 anni che sto qui, diciamo appena entrato, sono arrivato subito qui e mi sono rimasto qui finora. Ti piace praticamente Palermo? Sì, sì. Ascoltami, come ti chiami? Io mi chiamo Mia. Mia? Allora, Mia, dimmi, che cos'è che ti piace di Palermo? La cosa più bella di Palermo secondo te che cosa? Ma veramente mi piace perché le persone di Palermitani mi sembra tipo Fratelli? paesani nostri, tipo fratelli, cugini. Cioè praticamente i palermitani non fanno distinzione di... No, niente, io di città, veramente mi trovo molto bene, per questo mi sono rimasto qui, voglio rimanere ancora. Certo. Vabbè, ti ringrazio. Prego. Ciao. Salve. Salve, buonasera. Si chiama lei? Adriano. Signor Adriano, è di Palermo? Sì, senza. La domanda che la voglio fare, lei è contento di abitare a Palermo, di essere palermitano? Sì. E come mai? Che cos'è che le piace di Palermo? Mi piace la città con tutti gli annessi e connessi. Gli abitanti, la gente? La gente talvolta insomma lascia a desiderare, però insomma chiudiamo un occhio perché la città è bella, c'è il sole, c'è il mare in particolare, quindi mi attrae questo. La più bella zona di Palermo qual è secondo lei? Questa dove siamo? Via Libertà. Sì, Il Politeama le piace? anche. Che cos'è proprio che ama proprio della sua città? Il mare, È una cosa proprio... il mare, il verde, quello che abbiamo insomma, e cerchiamo di rispettarlo e di difenderlo anche dalla Certo. cementificazione. Va bene, la ringrazio. Niente, Salve, buongiorno. buongiorno. Ciao. Come ti chiami? Paola. Allora Paola, voglio farti una domanda, sei palermitana? No. Non sei palermitana? No. Quindi sei di passaggio qui? No, vivo qua ma non sono di Palermo. Sei studente? Sì. Ascolta, ti piace Palermo? Sì, è bellissima, chi direbbe il contrario, no? Che cos'è che ti piace di Palermo? Tutto. C'è una cosa in particolare Vabbè, che ti dai, attrae della allora, città? Della città, i monumenti, perché possiamo dire la bellezza in sé della Palermo storica, la Fucciria, Ballarò. La gente ti piace? La gente, sì, È curiosa, per forza. sì, è simpatica, è forte. Come parla pure? Come Sì, si rivolge? Non li capisco molto bene, però comunque sì. Va bene. Posso Ok, andare? ti ringrazio, Ok, ciao. Buongiorno. Salve signora, sono di Strano Amore Siciliano. Lei è palermitana? Sì, Ascolti, le volevo fare una domanda se posso. Lei è contenta di essere palermitana? sì, certo che sono. Che cos'è che le piace della sua città? Veramente tutto. La gente è un po', insomma, un po' volubile. Sì. Volubile. Ma però d'altronde non- penso che sia una Sì, cosa sì, normalissima sì, sì, perché sì. essendo in una grande città. Vieni, c'è la mia bimba. Sì. Vieni René, vieni. E così intervistiamo anche lei. La bimba. Che Lei praticamente sa è proprio Torino. nativa di Palermo. Sì, nativa di Palermo. La cosa che le piace di più della sua città qual è? La cosa che ama? Che amo, il sole, il cibo. Insomma, Cibo la cosa bello, più- cibo. Caratteristico. Gli Panino spaghetti, caneo. pane con le panelle. Vieni Irene, vieni. Irene! Guardi che bella, vieni Irene. Vieni, Irene, vieni. Vieni. Ora ti facciamo fare un saluto per via televisiva, dai. Vieni. Amici telespettatori, state conoscendo la piccola Irene. Quanti anni c'ha? 2. Vuoi salutare qualcuno? Chi? Guarda, vuoi guardala. Chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare? amore? Chi? Papà? Sì, saluta papà, dai. Ciao papà, ciao. Va bene, la ringrazio signora, buongiorno. Ascolta, che cosa che ti piace della tua città? Beh, mi piace il mare, il clima temperato, la gente. La gente pure.
Certo. È molto cordiale, simpatica. Sì. Va bene, ti ringrazio. Come ti chiami? Grazie. Anna. Ok, grazie Anna, ciao. Il sole, credo. La cosa più bella della vostra città qual è? Non lo so, i monumenti, il sole. Cioè, ma la cosa proprio che vi fa impazzire di Palermo, che cosa? La gente? Insomma. Più o meno. Non tutta. Siete studenti? No, lavoratrici. Ok, vi ringrazio. Palermitana. Certo. Che cosa che ami della tua città? Vabbè, un po' tutto, il clima, la temperatura, un po'. Cioè, ma la cosa che ti fa impazzire proprio di Palermo che cos'è? Palermo in generale. In generale, cioè la città praticamente. Persone. Le persone pure. Sì, sono molto solari come persone. Il cibo ti piace? Abbastanza. Panino cameo, sa? Abbastanza. Ok, ti ringrazio. Siete tutte e due di Palermo, sì? Sì. Sì, sì. Allora, cosa pensate della vostra città? Che è bellissima. Confermo pure io, è bella. Cos'è della tua città che ami di più? Il Politeama. Cosa fa? Cioè, il Politeama, c'è un luogo di Di incontro. per... Sì, c'ho tutti i nostri amici, stiamo là. È bello per voi tipo finire la scuola, ritrovarvi tutti insieme al Politeama o se no magari fare i compiti a casa e poi magari andare al Politeama. Insomma. Secondo te il colpo di fulmine esiste? Sì, assolutamente. E ci credi al colpo di fulmine? Sì. Secondo te? Sì, sì. E secondo te, un'altra domanda, per te l'amore che cos'è? Amore, che cos'è? Non lo so. Un sentimento forte che provi per una persona. Può essere che l'amore sia il troppo volere bene a una persona? Sì, Può essere anche quello è amore. certo. Bene, per te anche? Sì, per me l'amore è tutto e non si vive senza l'amore. Brava, brava. Mi fa piacere questo, bellissimo. Bei sentimenti. Ragazzo, cos'è che ci guardi di più? La prima cosa gli occhi, Poi? poi il fisico. Il fisico. Sì. E cos'è che un ragazzo dovrebbe avere per piacerti? Deve essere alto, deve avere un bel fisico. Asciutto? Sì, asciutto. E in faccia pure bello deve essere. E come carattere? Come carattere. Perché se poi è bello, secco e poi ha un carattere schifo, non è una bella cosa. No, assolutamente. Quindi deve essere dolce, affettuoso. Certo, come il mio ragazzo. Come si chiama il tuo ragazzo? Christian. È sempre qui a Palermo? Sì. Bene, bene. E tu, come deve essere secondo te il tuo ragazzo ideale? Vabbè, il mio ragazzo ideale deve essere innanzitutto bello anche da guardare, poi caratterialmente deve essere molto dolce e mi deve fare sapere ridere. Ottimo direi. Poi tu giustamente sei una ragazza che ride, socievole. Sì. Sì, molto. Non è che ci deve essere, diciamo, deve creare. No, Cos'è che di Palermo lei ama di più? Tutto. Tutto è la mia città e io ne stravedo per la mia città. Una cosa che odia? Lei. la pottina. Come si chiama? Manu. Manu. Cosa ti piace di Palermo? Di Palermo? Tutto e niente, non proprio tutto. La cosa che ti piace di più? Di più. Ma non lo so, il fuori Italia. La gente. La gente no, Non ti piace? Perché? perché perché è scontrosa. Sì? È la cosa che diciamo ti ha colpito di più di Palermo, che non ti dimenticherai mai? Ma io vivo in questa città, non c'è una cosa che mi ha colpito di più. Niente, proprio non ti piace? No, non è che non mi piace, è una città meravigliosa, però non è curata bene, basta. No, Di dove sei? di Castelvetrano. Questa vita ti trovi qua per lavoro? Sì, diciamo di sì. Ho capito. Ti piace Palermo? Sì, mi piace. Ho capito. Quanti anni hai? 27. Come ti chiami? Lorella. È un terzo grado. No, ti stavo facendo delle domande per scoprirti un po', per scoprire un po' la tua persona. Secondo te il colpo di fulmine esiste? Sì. Sei fidanzata? No. No, il numero di telefono lo so, però. Secondo te un uomo cosa dovrebbe avere per colpirti? Un cervello. È una cosa molto rara di questi tempi. Ho capito, mi dispiace per te, però tu continua sempre a cercare.
No, vabbè, non ti dispiacere per me, nel senso, ci sono, purtroppo molti uomini non lo usano, almeno non lo usano nel modo giusto. Non è che non dico che non ce l'avete, chiaramente l'avete. Però lo utilizzate, lo incanalate nei settori sbagliati, ecco. Di Bolzano, provincia di Bolzano. Bellissimo Bolzano, come mai sei qua a Palermo? Sono venuta a trovare un amico e visito Palermo. Ti piace Palermo? Molto, molto. Cos'è che ti piace di più di Palermo? Beh, la gente, il caldo e poi il Duomo, no, tutto, Mondello, Monreale. È una cosa che non ti piace? Per adesso non l'ho trovata. Ti piace Palermo? Abbastanza. Una cosa che non ti piace di Palermo? Certe volte la gente, perché è maleducata, oppure anche il traffico. Non ti piace? Guidare, molte persone non sanno guidare. Sei fidanzata? No, Come ti chiami? Graziella. Ci credi a colpo di fulmine e Graziella? Sì. E l'uomo in eterno? No. Secondo te perché molte coppie si lasciano? Perché non si capiscono. Non capiscono quello che vogliono. Ho capito. E perché non fanno figli? Non lo so. Problemi che ci sono, la vita. Forse anche sì, la vita economica, perché non ci permette, l'euro non ci permette più di avere qualcosa, cioè di spendere qualcosa in più magari anche per i bambini che hanno bisogno di un E crearsi una famiglia. Sì. Ho capito, va bene, ti ringrazio. Ci credi a colpo di fulmine? No. E l'amore eterno? Beh, anche se i valori si sono persi, sì, esiste. Penso che esista, sì. Secondo te perché molte coppie si lasciano? Perché non c'è più la comprensione e la pazienza dell'ascolto e della comprensione. Ho capito. E perché molte coppie non fanno molti figli? Perché è insostenibile. Cioè, oramai fare figli è un capitale, avere un capitale. Quindi, cioè, secondo me con l'euro è impossibile fare più di 2 figli, ecco. Esatto, quindi di conseguenza. Di conseguenza la natalità è inferiore. Come ti chiami? Alessio. Alessia ti chiami? Come mio fratello ti chiami. Quanti anni c'hai? 21. Ascolta Alessia, sei felice di essere palermitana? Perché sei palermitana, penso. Sì. Sei felice? Sì. E come mai? Che cos'è che ti piace di Palermo? Vabbè, il fatto che c'è il mare, che sono tutti solari, contenti. La gente appunto è sempre contenta. Sì. Nonostante tutto è contenta sempre. Poi una cosa che ho notato di Palermo è che non è razzista. Sì, vabbè, è normale che non è razzista, perché comunque abbiamo avuto abbastanza. Certo. Va bene, grazie Alessia. Ciao. Grazie. Buongiorno. Come ti chiami? Piera. E tu? Nazareno. Ascoltate, siete di Palermo? Sì. Siete contenti di essere palermitani? Sì. E come mai? Che cos'è di Palermo che ti attira, che ti piace? La città, tutto. Tranne il lavoro, che non c'è. Mentre per te Nazareno? Lo stesso. L'ambiente, il tempo. La gente ti piace? Certo. Come si rivolge, come ragiona? Non è tutto perfetto, però possiamo andare avanti. Insieme a 2 belle ragazze palermitane che vogliono fare un saluto. Ciao, tu sei? Margherita. Mentre tu? Rossella. Margherita e Rossella. Quanti anni c'hai Margherita? 21. E tu Rossella? 21. 21. Volete salutare qualcuno, sì? Ma a chi salutiamo? Più che salutare, si può mandare a fanculo. No, noi siamo qui per saluto. Allora, salutiamo Chi? I nostri amici. I vostri amici? Seb. Sempre palermitani? Sì, palermitani doc. Come si chiamano? Sebbi, poi Davide. Allora, Sebbi, Davide, scusate. Allora, Sebbi, Davide e poi? Giuseppe. Sebbi, Davide, Giuseppe. E Sambuca che però per il momento è a Milano a lavorare. Ah. Sì. Vabbè, poi quando scende ci vede. Sì, infatti. Va bene, allora lì c'è la telecamera, salutiamoli. Dai, ciao! Sono qui con altre 3 belle ragazze, sempre di Palermo, e vogliono fare un altro bel saluto. Ciao, tu sei? Serena. Chiara. Flavia. Chi volete salutare? Come c'è venuto da te? Chi devo salutare? Le persone che mi conoscono, mio fratello che momentaneamente non è a Palermo e basta, visto che comunque le persone che voglio bene tutte qui a Palermo. Mentre tu? Vabbè, io le persone che mi conoscono e il mio fidanzato. Perfetto, come si chiama il tuo fidanzato? Tony. Tony! Serena ti saluta, Mentre tu? Ah, Chiara, Serena chi è?
Io sono Serena. Sei tu. Mentre tu? Io vorrei salutare mia madre, che momentaneamente sta lavorando, e un ragazzo che già ha capito se vede l'intervista. Praticamente Sì. un cociuccio. Sì. Ok, vi ringrazio ragazzi. Allora ragazzi, siete su Stranamuro Siciliano, volete salutare qualcuno? Sì. Allora, prima iniziamo da te. Ti chiami tu? Alessio, Alessio, chi vuoi salutare? i miei genitori. Allora guarda la telecamera e salutali. Ciao ciao. Poi tu come ti chiami? Rosy, Rosy, chi vuoi salutare? i miei compagni, ciao! Mentre tu? Tutti i miei amici, Giacomo. Giacomo. Allora guarda la telecamera e salutali. Ciao. Mentre tu sei? Ciao, mi chiamo Christopher, ho 18 anni, fotomodello, vorrei partecipare anch'io a questo grandissimo programma, nonché accompagnato da questi bellissimi ragazzi. Volevo salutare tutte le persone che mi amano, i fan, diciamo... Esatto. Ti chiami Christian, hai detto? Christopher. Ah, Christopher. Da Lambert? Mentre tu? Rosy, Rosy, chi vuoi salutare? tutti i miei amici. Ciao! Io mi chiamo Roberto, anch'io sono fotomodello e ho 17 anni. Vorrei salutare i miei genitori e i miei amici. Ciao! Mentre tu? Io sono Anthony, voglio salutare tutti i miei amici. Un bacio a Stranamuri Siciliano. Strano amore siciliano!